Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Riunione in prefettura a Pordenone per discutere del bullismo che recentemente ha fatto registrare alcuni casi sul territorio. Istituzioni, forze dell'ordine e mondo della scuola sono concordi che vada tenuta alta l'attenzione, in modo particolare per fare prevenzione. Ne abbiamo parlato con il prefetto Domenico Lione. Prefetto, oggi la riunione per quanto riguarda il tema del bullismo, che cosa avete deciso, di come vi siete confrontati su questo tema? Diciamo oggi la riunione odierna è stata veramente un ottimo punto di incontro. Erano presenti i sindaci, i dirigenti scolastici, i rappresentanti della regione, il garante della persona, dei diritti della persona, il responsabile delle forze di polizia locale e regionale, della polizia postale. L'argomento è stato affrontato in maniera molto concreta, anche soprattutto grazie all'apporto dei ragazzi della consulta provinciale degli studenti, che hanno portato al tavolo gli esiti di un sondaggio molto organizzato in maniera molto rapida, però abbastanza concreto e finalizzato sulla consapevolezza dei ragazzi sul fenomeno. Posso dire che è stato individuato su un campione superiore al migliaio di ragazzi. Ci sono delle voci in cui possiamo dire che i ragazzi hanno ben consapevolezza che esiste il fenomeno del bullismo e che hanno una forte volontà di reazione a questo fenomeno. Sostanzialmente interventi che già esistono sul nostro territorio, in cui appunto, in quanto le istituzioni sono molto attente al fenomeno, perché molte progettualità delle scuole, molte progettualità dell'ASFO, molte progettualità del Comune sono già in vigore, il fenomeno è veramente molto sentito. Per quanto riguarda i casi concreti, ecco, c'è una sorta di preoccupazione da parte di dirigenti, sono casi molto isolati? Il fenomeno assolutamente merita molta attenzione e un'attenzione molto importante. In provincia di Pordenone non ci sono fatti specifici che connotino questo territorio in maniera negativa rispetto ad altri territori. È una situazione appunto che è nella media delle altre situazioni. Ovviamente si verificano effetti, si verificano delle situazioni che ovviamente meritano la loro attenzione, però una cosa è affrontare il fenomeno sotto un profilo sociologico, in una fase di prevenzione, con tutti gli interventi che la società civile ha il dovere di mettere in campo. Un'altra cosa è arrivare a punti in cui a intervenire sul fenomeno debbono essere le forze di polizia, perché vuol dire che a questo punto non si è più in un fenomeno generico di bullismo, ma in fenomeni criminali. Ma ci sono anche interventi da parte delle forze dell'ordine già? Le forze dell'ordine in questa fase, in questo nostro territorio, hanno solo un intervento di prevenzione e accanto alle istituzioni. Non ci sono fatti specifici che possano creare la necessità di un intervento. Ovviamente qualche episodio isolato ci sta, però non assume un livello talmente importante da farlo considerare un fenomeno. E adesso alcune anticipazioni della puntata dello Scrigno che andrà in onda questa sera alle 21 su Telefriuli. Sarà dedicata al centenario della nascita della sezione ANA di Trieste e all'arrivo della fiaccola alpina. Grazie della linea, siamo nella sede degli alpini di Trieste, non l'avevo mai vista ed è veramente un museo da visitare. Giorgio Baido, che cosa c'è da vedere qua dentro? Qua c'è un po' di tutto, c'è la storia degli alpini e la storia degli alpini a Trieste che quest'anno compie 100 anni, quindi è una storia importante, una storia piena di valori etici, di cultura, ce n'è veramente di tutto e di più. E poi c'è una fiaccola, no, in arrivo.
C'è una fiaccola in arrivo che è partita il 6 di giugno da Ventimiglia e arriva il 2 luglio a Trieste per ricordare i 150 anni della fondazione delle truppe alpine. Ecco, avete capito, questa sera alle 21 lo scrigno sarà dedicato a queste eccellenze. Sindaco di Piazza, intanto grazie per la sua presenza. Che rapporto ha con gli alpini lei? È un rapporto straordinario perché rappresentano per me i miei valori, che sono la patria, la famiglia, il lavoro. Quando sono arrivati gli alpini qua hanno sempre lavorato nelle adunate in maniera straordinaria, pensate ai terremoti, e dopo l'educazione, il senso civico. Questo per me sono gli alpini. Lei ha fatto il militare? Io ero lagunare e me ne vanto, ero il 2 giugno del 73, sfilavo a Roma qualche giorno fa, per cui con i lagunari mi ricordo che ci portarono alla caserma di Bracciano 20 giorni prima, noi i Marò, i De San Marco e i Parà. L'ultimo giorno abbiamo distrutto la caserma, ma insomma questi sono dati relativi. Senta, concludendo, tornasse la leva, lei come reagirebbe? Indispensabile, secondo me 4-5 mesi sono indispensabili per insegnare ai ragazzi anche a stare con altra gente, perché io quando ho fatto il militare sono stato costretto a stare con della gente, in quella volta si prendevano ancora le piattole, era il 73 mi ricordo, adesso sono passati quei tempi, c'era il colera a Napoli, tanto per dirvi, nel 73. Allora sto dicendo, insegnare ai ragazzi a stare insieme, insegnare ai ragazzi i valori, insegnare le regole, che è indispensabile. Bene, è solo un assaggio, noi ci vediamo alle ore 21 dalla sede ANA di Trieste con lo scrigno che racconta i 100 anni dei nostri cari alpini a Trieste. Sono stati presentati i campionati italiani di cronometro individuale che vedranno sfidarsi a partire dal 20 giugno tra San Giovanni Latisone, Corno di Rosazzo e Manzano i migliori ciclisti d'Italia, atteso anche il campione olimpico Filippo Ganna. Si tratta del campionato italiano cronometro su strada per le categorie esordienti, e successivamente il secondo giorno gli allievi e gli juniores e per finire il terzo giorno gli under 23 e i professionisti. Un evento nazionale che viene appunto visto a livello nazionale e internazionale con tutte le categorie e in più quella promozionale dei ragazzini di esordienti di 13-14 anni. Dal ragazzino neofita del ciclismo al professionista come potrebbe essere Filippo Ganna, nostro mentore nelle cronometro e visibile a tutto livello internazionale. Motivo di orgoglio per tutto il comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, è un evento che porterà a gareggiare sul nostro territorio, nel territorio dei Colli Orientali, molti ciclisti anche di livello nazionale molto importante e che sicuramente farà anche conoscere al meglio queste zone a tutte le persone che verranno come ospiti e come spettatori su questo territorio. Previste presenze curiosi ma anche tifosi e aspiranti ciclisti? Beh, sicuramente ci saranno anche aspiranti ciclisti perché come dico appunto un avvenimento così importante avrà una buona ricaduta di pubblicità sul territorio. Per noi il territorio porta sicuramente del benessere, far conoscere il territorio è fantastico, una manifestazione veramente bella e interessante, campionati italiani su strada, non da poco, per il nostro territorio è veramente bello, un'iniziativa ottima per dare lo sviluppo anche al turismo, non solo ciclismo, solo sport. Ospitare i campionati nazionali a cronometro su strada è certamente una grande opportunità. Il Comune di San Giovanni con il velodromo, ricordiamo sono 2 velodromi nella nostra regione, ha avuto l'opportunità appunto di organizzare questo evento, questa manifestazione, ci ha chiesto la collaborazione come comuni e quindi noi assieme al Comune di Premariaco, al Comune di Cividale abbiamo dato l'ok insomma per ospitare l'evento e collaborare per questo, perché chiaramente sono previste chiusure di strade, passaggi di campioni, quindi per noi, per il nostro territorio chiaramente sono delle opportunità. Lo sport chiaramente promuove il territorio, siamo qua in una villa stupenda, abbiamo delle vigne che è una delle peculiarità delle nostre colline, del nostro territorio, quindi il binomio credo sia uno dei più azzeccati. Un bel onore da parte del Comitato Olimpico Regionale essere qui presenti e
alla presentazione di questo evento nazionale, il campionato cronometro dove ci sono i professionisti e dove ci sono i ragazzi che diventeranno futuri campioni. Walter Delle Case, presidente di questa associazione, complimenti perché sta facendo un bel lavoro e ha una serie di manifestazioni da giugno a settembre, una delle quali la più importante è questo campionato italiano. Piccola pausa per la pubblicità, poi parleremo anche della giornata mondiale del donatore di sangue. A tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea, consueta riunione di giunta oggi in comune a Udine. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Daronco per sapere da Isabella Gregorato quali sono le novità. A voi la linea. Grazie Alexis, accanto a me ci sono gli assessori Marioni e Laudicina. Cominciamo dall'assessore Laudicina perché ci sono novità per quanto riguarda il futuro del palazzo del Cinema Teatro Odeon. Infatti qualcosa si sta muovendo, assessore? Sì, adesso finalmente siamo arrivati veramente agli atti non più formali ma quelli materiali, nel senso che in giunta oggi abbiamo deliberato in maniera effettiva l'acquisto di questo bene e quindi abbiamo deliberato l'acquisto per l'importo pari alla cifra che era stata stabilita con perizia dell'Agenzia del Demanio, 640.000 euro in esenzione IVA, e anche abbiamo deliberato naturalmente di utilizzare i fondi che erano stati messi nell'ultima variazione di bilancio, che aumentano a 31.000 euro, che sono corrispondenti al compenso del notaio e poi di tutte le imposte ipotecarie e catastali, che sono circa 31.000 euro. Però a questo punto voi oggi come giunta avete deciso, la parola spetta al Consiglio Comunale. Una volta che il Consiglio Comunale avrà approvato potrete procedere. Esatto, difatti siccome si tratta dell'acquisto di un incremento relativo al patrimonio, naturalmente questa è la decisione della Giunta, però poi dovrà essere ratificata dal Consiglio e quindi che dovrebbe essere verso la fine del mese, quindi diciamo che dai primi di luglio il dirigente che è delegato della riqualificazione urbana potrà andare effettivamente a firmare l'atto dal notaio poi. Bene, ringraziamo l'assessore Francesca Laudicina, con noi anche l'assessore abbiamo detto Elisabetta Marioni. Si chiudono le scuole e quindi problematiche per i genitori, ma come si prospetta l'estate e anche il prossimo anno? Oggi noi abbiamo appunto approvato un'istruttoria per quanto riguarda l'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica. È importante, bisogna iscriversi in tempo debito dal 15 giugno al 15 agosto. Tramite con l'utilizzo dello SPID, e i genitori potranno accedere al portale e-Civis ed effettuare l'iscrizione e naturalmente dovranno iscrivere i bambini che dovranno frequentare nel prossimo anno scolastico la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, secondaria di primo grado se sono previsti i rientri pomeridiani, per la primaria il tempo pieno o anche gli orari pomeridiani e poi soprattutto il servizio di doposcuola ed è i genitori che vogliono che hanno già iscritto i bambini al doposcuola devono assolutamente iscriverli al servizio di ristorazione scolastica. È importante che rispettino i tempi previsti per avere poi il servizio adeguato e anche gli sconti previsti. Bene, ringraziamo l'assessore all'istruzione Elisabetta Marioni, qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. Ed ora parliamo della storia della cividalese Giulia Pelizzo, lo sport e il bel canto assieme ai suoi animali e infatti ha vinto i campionati regionali di equitazione americana ma assieme anche al suo cane, vediamo come. È strano! È strano, in cuore scalpiti a quegli accenti. E Ronny ha cantato
cantato. Giulia Pelizzo ci racconta questa esperienza, un'esperienza che ti ha visto vincere in una performance, ma che ha visto anche Ronny protagonista. Ci racconti? Sì, allora è un'esperienza nuova anche per me, in quanto sono riuscita, diciamo, ad unire la mia passione del cavallo che ho sin da bambina alla grande passione del canto lirico che ho esercitato anche per lunghi anni, per 10 anni. In questa performance, durante questo campionato di gare della categoria del reining della monta western, una disciplina americana che viene anche, diciamo, seguita in tutta Europa. Ci sono più campionati, dalle categorie delle regionali a quelle nazionali, agli europei, sempre più in alto. E in questo caso qua si tratta di un campionato regionale di Friuli e Veneto insieme. Io partecipo a queste gare dallo scorso anno e quest'ultima tappa prevedeva anche questo freestyle, ossia una disciplina in cui il concorrente può decidere la musica su cui creare una sorta di coreografia in cui bisogna sempre mantenere delle manovre cosiddette obbligatorie da inserire all'interno di questo cosiddetto pattern, però uno può decidere appunto come eseguirle, in quale ordine e come vuole, insomma, vestendosi come vuole. Stiamo parlando di equitazione americana, Esatto. però un telespettatore dice: ma il cane che cosa c'entra? Il cane è semplicemente abituato a stare con te e quindi a cantare con te. Esatto, perché anni fa, quando ho cominciato a studiare canto, lui era piccolino e ha cominciato anche lui a cantare con me mentre studiavo a casa, tant'è che per riuscire a studiare poi dovevo sempre spostarlo, perché sennò non riuscivo nemmeno a studiare io. Avrei voluto coinvolgerlo in questa performance, solo che il problema è che quando lui è vicino a me e io sono sul cavallo, lui vuole salire sul cavallo e quindi non avrei potuto eseguire poi il percorso sulla musica della Traviata, per cui ho dovuto chiedere a una persona di tenermelo intanto che eseguivo questo pattern, e lui quindi da fuori, diciamo fuori scena, comunque ha mantenuto la sua abitudine di cantare assieme a me. Tu sei di Cividale, prossime tappe per quanto riguarda appunto i campionati o le varie performance? La prossima tappa è sempre a Casale sul Sile, al Circolo Ippico del Cristallo, il 15, 16, 17 luglio. Questo campionato prevede 6 tappe regionali nell'arco dell'anno, a partire da aprile fino a ottobre. La scorsa era la terza, la prossima quindi sarà la quarta. Poi tutti i migliori di questo campionato regionale, insieme agli altri campionati regionali in Italia, a fine anno, a novembre, si trovano a Cremona di solito a fare la finale nazionale. Che cosa ti aspetti tu? Staremo a vedere, dai. Intanto ci siamo divertiti, ci divertiamo e continueremo a divertirci con questa bella passione. Ronny sarà con te? Beh, credo proprio di sì. Il 14 giugno è la giornata mondiale del donatore di sangue. In Piazza Libertà oggi c'era l'autoemoteca della FDS. Isabella Gregoratto l'ha raggiunta. Nella giornata mondiale del dono, l'Associazione Friulana Donatori di Sangue si presenta in Piazza Libertà con la sua autoemoteca. Con noi il vicepresidente, uno dei vicepresidenti della FDS di Udine, Donnino Mossenta. Avete avuto grande partecipazione, come è stata accolta l'autoemoteca qui in piazza oggi? Allora, grazie del suo invito. Sì, l'autoemoteca oggi ha avuto il risultato che noi ci speriamo, insomma. Il risultato sperato è stato molto positivo, tutte le poltrone sono state ben prenotate, tutte le poltrone
sono state degnamente onorate e quindi ci troviamo a portare a casa una discreta scorta di sangue che ci permette di rendere efficiente il mezzo mobile, insomma, quindi oltre 20 donazioni tra sangue e plasma che ci dà sollievo, questo è. Ecco, abbiamo detto oggi giornata internazionale appunto del dono, però l'autoemoteca non è qui solamente in occasione di questa giornata, perché l'autoemoteca viene spostata dove c'è la necessità. Esatto. Oggi qui siamo a Udine anche per sensibilizzare la città di Udine e per dare la dimostrazione che la nostra associazione, che è nata proprio qui a Udine, si dimostra in tutte le sue peculiarità nella città, quindi la città se la merita. Però ricordiamoci che l'autoemoteca svolge le sue funzioni in 3 componenti molto importanti: i centri più periferici, più distanziati dagli ospedali, dai centri fissi, le scuole e non per ultime anche le aziende di una certa dimensione strutturate perché possano riempire l'autoemoteca. Quindi riusciamo a portare il centro mobile molto vicino ai donatori piuttosto che fargli fare chilometri, perché questo è un segnale di muovere meno vetture, quindi inquinare meno e di conseguenza essere un momentino anche noi per la nostra parte un po' ecologisti, oltre che disponibili comunque sempre alla donazione, che è la nostra missione fondamentale. Ecco. Senta, oggi è anche occasione per lanciare un messaggio importante. Prima di andare in ferie, ricordarsi di venire a donare, perché effettivamente la ripresa dopo la pandemia è un pochino lenta, no? Mi permetta una considerazione, oggi qui con me, la ringrazio, c'è il consigliere di zona Manuela Nardon, di ringraziare un po' tutti i colleghi consiglieri che nelle varie zone stanno spronando proprio affinché questa frase che lei giustamente ha detto prima di andare in vacanza, richiamoci a donare, venga veramente, ci faccia stare tranquilli, perché ricordiamoci che in estate si accentuano certe problematiche che magari in altri periodi sono un po' meno significative, tipo le emergenze, ma anche gli incidenti stradali dicono la loro. Quindi cerchiamo di fare in modo che non manchi una sacca di sangue su tutti i centri della nostra regione in primis e soprattutto a tutte le persone che abbisognano di una sacca. Quindi rinnovo quell'appello insieme ai miei consiglieri e a tutto il Consiglio provinciale, a tutti i presidenti di oltre 200 sezioni, andiamo a donare prima di andare in vacanza. Grazie. Bene, ringraziamo il vicepresidente FDS di Udine, Don Nino Mossenta. Linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato, ci fermiamo qui, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.